Sanità agrigentina ed emorragia di medici, le dimissioni in massa nel reparto di ortopedia ad Agrigento e l'intervento del cartello sociale. Gaetano Ravanà. La frase è molto forte, si affama la bestia e poi si chiama il privato. Parole e musica del cartello sociale di Agrigento. A seguito delle dimissioni di un altro medico che determinano la chiusura del reparto di ortopedia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, l'ASP agrigentina, facendo ricorso a una interpretazione dell'assessorato regionale alla salute, trova una soluzione tampone che desta non poche perplessità. Si legge questo in una nota del cartello sociale che continua. Infatti, l'assessorato precisa che, pur evidenziando che la fattispecie non rientra nel perimetro normativo della legge 5 del 2009, comunque esiste la possibilità di affidare a terzi servizi medici e infermieristici, grazie ad una nuova normativa nazionale nata per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario. Grazie a questa interpretazione, continua la nota del cartello sociale, l'ASP agrigentina si appresta ad affidare al privato il servizio, sia pure per un mese. Un precedente che apre la strada del ricorso ai privati, che si iscrive nella strategia non tanto sottesa che da tempo fa capolino nelle istituzioni governative. Le nostre iniziative per mettere in guardia la popolazione rispetto a questo disegno non erano dunque frutto di visioni fantascientifiche, ma constatazioni di fatto rispetto al modo di procedere scelto dai responsabili della sanità pubblica. Una politica distratta, conclude il cartello sociale, per usare un eufemismo, sta consentendo tutto ciò per interessi di parte e non certo per quelli della comunità. A loro chiediamo quale sarà il prossimo reparto da privatizzare. Se lo chiedono Don Mario Sorce, Alfonso Buscemi, Emanuele Gallo e Gero Acquisto.